Sportivi siciliani, ben ritrovati con il consueto appuntamento domenicale con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata dedicata ai risultati, alle classifiche, ai commenti sul calcio dilettantistico in diretta su Sesta Rete, canale 215 del digitale terrestre, ogni domenica a partire dalle 19, siamo in replica nella tarda serata e nella primissima mattinata del lunedì. L'immediato saluto alla nostra prima penaltina, è unica tra l'altro della puntata odierna, la nostra Lorena Finocchiaro. Ciao Lorena. Buona domenica a tutti i nostri telespettatori. In postazione non abbiamo il nostro consueto Carmelo Puglisi, ma oggi in apertura abbiamo Dario Giuffrida, che salutiamo subito. Ciao Dario, ciao a tutti. Ben trovato. Con te oggi parleremo non di seconda categoria, perché insomma i campionati, come tutti ben sanno, sono terminati ormai da un po' di settimane, ma parleremo di interregionale e di campionato di eccellenza, play-out e play-off chiaramente. Subito in postazione ospiti un gradito personaggio del mondo sportivo, dirigente sportivo, uomo di calcio, uomo di sport, Giovanni Di Prima. Buonasera direttore, buonasera. come sta? Tutto a posto. La trovo sempre in perfetta forma. Segue il calcio sempre comunque, anche se attualmente è un po' ai box, come si suol dire. Box è un lavoro dietro le quinte. Ci parlerà dei progetti? C'è qualche progetto, qualche sondaggio per la prossima stagione? Io prima di tutto vorrei fare i complimenti a lei, che l'ho avuto come mister, un grande mister di calcio, lo trovo conduttore televisivo. Adesso parlo di calcio, mentre prima lo facevo. Però sono convinto che il suo mondo è l'altro. Questo lo dicono in molti, anch'io sono di questa idea, però per adesso mi piace raccontarli in questa maniera. La Ciriale è una cattiva cosa che dovrò chiederle, si prepari. Ma la Ciriale rispecchia quello che c'è nel mondo del calcio in questi È istanti. anche vero questo. Subito con i risultati e la classifica per quanto riguarda il campionato interregionale, parliamo del girone I, girone che vede il Messina ormai vicinissimo alla promozione nei professionisti. A te la parola, Lorena. A Ragusa, Messina 0-0. A Paola, comprensorio Montalto, comprensorio Normanno 1-2. Ad Agropoli, Gelbison 0-1. A Caltanissetta, Nissa, Licata 1-4. A Torre Annunziata, Savoia, Cosenza 1-5. A Messina, Città di Messina, Palazzolo 0-1. Ad Acireale, Cavese 0-7. A Noto batte Sambiase 2-0 e a Ribera Vibonese 1-1. Al Messina manca praticamente soltanto un punto, quello della matematica certezza per raggiungere la fatidica categoria dei professionisti. Guardiamo la classifica al completo, classifica della 33esima giornata. In vetta troviamo Messina con 73 punti, segue Cosenza 70, Città di Messina e Gelbison 57, Vibonese 50, Savoia 48 punti, comprensorio Normanno 47, Ribera e Cavese 46, Noto 45, comprensorio Montalto 44, Agropoli, Palazzolo e Licata 43 punti, Ragusa 39, Sambiase 37, Acireale 14, ultima in classifica troviamo Nissa con 8 punti. Ricordiamo Acireale, Messina e Nissa un punto di penalizzazione, Noto 3. Chiaramente diamo subito lettura anche del tabellino per quanto riguarda il prossimo turno, domenica 5 maggio 2013. Questi gli incontri: Licata Acireale, Sambiase Agropoli, Vibonese Città di Messina, Palazzolo Comprensorio Montalto, Messina Nissa, Cavese Noto, Cosenza Ragusa, Gelbison Ribera e si chiuderà con Comprensorio Normanno Savoia. Allora, prima di sentire il parere del nostro ospite, a Dario la parola per un po' dare il quadro di questo campionato interregionale, anche se orientativamente basta un punto, tra l'altro con la Nissa, e il Messina vola verso i professionisti. Esatto, per quanto riguarda la vetta i giochi sono ormai fatti, al Messina basterà fare il minimo nel prossimo turno, tra l'altro casalingo, per poter ottenere la promozione diretta tra i professionisti. Non ci sono particolari rimpianti, una stagione si sta concludendo come si doveva concludere, il Cosenza ci sta provando, ha provato fino adesso a essere lì a raccogliere qualsiasi passo falso dei peloritani, lo dimostra il 5-1 in trasferta contro il Savoia. Per quanto riguarda invece la situazione playoff, certi di disputarle ovviamente il Città
di Messina e Gelbison, la corsa come dire, si restringe a Vibonese e Savoia. Tutto ovviamente dovrà essere deciso nelle ultime battute dell'ultima giornata. E per quanto riguarda invece i play-out, orientativamente abbiamo già un quadro. Esatto, per i play-out la situazione è un po' più complessa, ci sono due partite fondamentali, sono quelle tra Sambiase Agropoli e Palazzolo e Comprensorio Montalto, mentre le altre squadre coinvolte nella lotta per evitare i play-out sono Cavese e Noto, che tra l'altro si affrontano nell'ultima giornata, e a entrambe basta praticamente un punto per chiamarsi fuori dalla lotta. Il miracolo del Noto, io Esatto. oserei dire, ormai insomma, è rinomato che il Noto nella seconda parte del campionato ha fatto veramente dei grandissimi miracoli. Giovanni Di Prima, uomo di sport, campionato interregionale, la prima domanda gliela devo fare, gliel'ho detto, sulla Ciriale, perché voglio sentire un po' il suo parere su questo circo della Ciriale 2012-2013. Io direi circo perché insomma hanno veramente preso in giro i tifosi, preso in giro un ambiente e anche in un certo senso quasi ridicolizzato un nome importante del calcio siciliano. E prima di tutto vorrei sottolineare quello che diceva il signore parlando del Noto. Devo fare i complimenti a È una vero. società seria che il giorno di ritorno fosse fatto più miracolo. punti, un miracolo, ma è una società seria che ha creduto fino all'ultimo. E poi volevo dire, è Messina, non dimentichiamo, è Messina di Lomonaco. Anche. Messina di Lomonaco che tutto, Ma quello glielo facevo dopo il che il discorso prossimo sul campionato Messina. sicuramente sarà ripescato. Sì. È un progetto di Lomonaco che si possono dire che le persone arroganti, ineducate, eccetera, Però- ma è la persona più competente che c'è nel mondo Sono del calcio a d'accordo, livello su nazionale. questo sono d'accordo, ma Non penso che è un discorso lei solo mi sta soggettivo. sviando la Ciriale. E allora, no, la Ciriale non lo voglio, la ecco, ok. Ciriale a volte mi fa anche tenerezza, perché questo è anche vero. persone che entrano nel mondo del calcio sprovvedute di un'ignoranza totale, che prendono in giro i tifosi, Sì. che ho seguito che hanno comprato 2 o 3 settimane delle pagine sulla Sicilia, Sì. spendendo soldi a non venire, che se ritornavamo a calcio di una volta, ora non più, diceva ma scusa, con tutti questi soldi che sta spendendo Si fa la poteva squadra. comprava le partite e si salvava. Si salvava, è però vero, è sarebbe vero, è vero. sistemato, non voglio usare questo termine perché non esiste più, però voglio dire, perciò è un'ignoranza totale. Quando questo presidente Palella, che io non conosco, non ho Nessuno avuto- conosceva praticamente. se- ha messo in giro anche discorsi che voleva comprare giocatori di Serie A. Sì, il famoso giocatore Cioè, ex del offende, Catania. offende l'intelligenza dei suoi interlocutori, che in questo tanto sono i tifosi, Che sono stati veramente presi in giro. È una vergogna prendere 7-8 gol Sì. per salvare quale titolo? Che titolo dovrebbe salvare? Con quale progetto? E il prossimo anno cosa chi lo fa il succederà? progetto? Che cosa il succederà? comune una lira non gliela darà, sponsor non la troverà, perciò è una morte sicura già prima di iniziare. Già è morte per la del prossima progetto. stagione. Questo è il punto. Io è dalla una regia vergogna. cortesemente pregherei di mandare un attimo in onda la classifica del campionato interregionale, perché insieme a Giovanni Di Prima volevo anche un po' parlare di una bella città che è Ragusa, che insomma dopo un inizio altalenante si era già sistemato in una situazione tranquilla, nelle ultime domeniche insomma ha preso degli scivoloni e adesso va verso i play-out. Che ne pensa? E allora, di Ragusa posso parlare solo bene, anche se ha avuto dei momenti di difficoltà, perché c'ha un grande mister, un catanese, Anastasi. Sì, Anastasi, C'è Giuseppe. stato un momento che io quest'anno potevo andare anche a Ragusa, un momento di sbandamento, perché mi sono sentito con un onorevole ex sindaco di Ragusa, Nello Di Pasquale, che parlavamo di questa situazione a Ragusa, eccetera. Però vedo che... Ma vogliono salvarla però questa categoria, credo, no? Non sono convinto che ci riusciranno. Ci riusciranno. C'è stato, ripeto, un momento di sbandamento, volevamo mandare via il mister, ma poi il mister bisogna sempre tenerle care. Lo so. E rispettare le scelte che si fanno all'inizio di campionato. Giusto, tra l'altro, insomma, le qualità di Giuseppe Anastasi tutte le conosciamo. È quindi... bravissimo, conosce la categoria, non solo questa categoria, conosce altre categorie, perché lui è stato a un certo livello un È giocatore. vero, è vero. In questo campionato interregionale c'è stato anche un momento in cui la parentesi Paternò, ovvero comprensione normanno, lasciava un po' a desiderare, nel senso che sembrava veramente che ci fosse una smobilitazione, invece poi dopo tutto è rientrato e hanno salvato la categoria. Ma io penso che non ha salvato niente, l'unica persona che ha salvato è stato Strano, il mister. Sì, in prima Che è persona una direi. persona per bene, un galantuomo e un grande mister, perché è una società che non prende stipendi forse da costo di questi. Se lo dice lei che è un dirigente ci dobbiamo mi assumo credere. responsabilità, eccetera. Cioè, di conseguenza uno che ha tenuto stretto uno spogliatoio, giocatore, eccetera, Sì. è stato il mister Strano, però anche lì c'è un mezzo fallimento totale. Vabbè, che dobbiamo dire a questo Cioè, punto? siamo caduti in basso con il calcio siciliano. molto Sicilia. bene. Per fortuna però c'è questa quando parentesi del pensa Messina, lei no? che ci siamo ridotti a fare un campionato
un derby Siracusa-Atletico Leonzio in terza categoria è lo un so. fallimento totale. Tra l'altro noi di penalty abbiamo seguito un po' il progetto del Siracusa in terza categoria, che tra l'altro ha vinto anche il campionato e adesso va in seconda. Però devo dire che i tifosi in prima persona si sono spesi per salvare quantomeno il titolo e avere comunque una storicità che potrebbe permettere un ripescaggio. Bisogna ammirarle, quando si pensa che Siracusa 12 mesi fa lottava per andare in Serie B Sì. con Boiocco ed altri personaggi, sì. spendendo 5 milioni di euro, significa 10 miliardi, Sì. un campionato, e non sono saliti. Dopodiché diventa un fallimento totale È vero. e si ritrovano in terza categoria, ma perché ci sono delle persone sprovvedute secondo me. È vero, è vero. Tra l'altro, Dario, tu hai seguito in prima persona il Siracusa, hai sentori di un probabile organigramma nuovo, nuove immagini, Diciamo che nuovo progetto? è un momento cruciale, forse ancor più della stagione appena conclusa, perché questo è il momento in cui ci si guarda attorno e si potrebbe anche pensare di andare a rilevare qualche titolo o qualche fusione. Si deve andare a valutare, perché ricordiamo che le fusioni possono essere effettuate solo nell'ambito della provincia di appartenenza, quindi diciamo che le chance non sono poi tantissime. Però la possibilità effettiva di vedere il Siracusa non già nella seconda categoria il prossimo anno, ma in qualche categoria superiore potrebbe esserci. Che dice? Sono d'accordissimo, non c'è bisogno di fare fusione con queste squadre, che l'anno scorso l'aveva fare con la Randes, mi sembra. Sì, con la Raninantes, Però penso campione che di promozione. con questo fallimento che c'è totale, che le squadre non hanno i soldi per poter iscriversi al prossimo campionato, penso che farà ripescato sicuramente in eccellenza o addirittura penso speriamo Ma bene, eravamo perché, insomma, con tutte una cuore, piazza così perché a un certo punto importante. i tifosi da ammirare, Certo, cioè, si sono lottare per spesi la proprio Serie in B prima e poi persona. ritrovarsi in terza categoria. È vero, è vero, è vero. Bene, allora per chiudere l'ultima battuta sul Messina, ritorniamo a parlare di Lo Monaco. Cosa c'è secondo lei dietro questo progetto Ma c'è un Messina? progetto, dove c'è Lo Monaco c'è sempre un progetto. Mi dispiace che c'è stato questo fallimento a Palermo, sicuramente non per colpa del Lo Monaco, anche se ci sono state secondo me delle strategie. Lui stava preparando, acquistava dei giocatori a Palermo per avere anche suggerito da Pasquale Marino, che lui voleva portare l'anno prossimo. Solamente che con Zambarino non è facile fare calcio, dimostrazione che vede bene, ma poi si vede un bicchiere d'acqua, perché il Palermo viene salvato persone che ha scelto all'inizio, Perinetti È vero, e il Sannino. mister che ha portato dal Siena, sempre Perinetti, perché Sì. avevo visto bene all'ultimo Lo Monaco, ma Lo Monaco è un personaggio che fa la differenza anche sul presidente. Potrà fare tantissimo però a Messina a questo punto, no? Ma io sono convinto Anche, che lui anche dal punto di vista suo personale potrebbe essere un lui rilancio. porterà il Messina in Serie A, ma è questione di anni. Io lo vedo benissimo, secondo me, il prossimo anno avanti con l'Inter. Un disastro dell'Inter, dei Pellegrini. Solo un Lo Monaco potrebbe risolvere. Di prima noi non parliamo purtroppo di calcio vero, parliamo di quello molto molto più dilettantistico, però quello vero ci ispira, no? Sotto questo punto di vista. Non è facile parlare con lei il discorso oggi, come lei conduttore, o magari ex direttore sportivo o presidente di squadre di calcio. Io preferivo parlare quando parlavamo di calcio, prima di una partita, è vero, una partita. È vero, ma speriamo, chissà, mai dire mai. Ci dobbiamo fermare, abbiamo finito con l'interregionale, rimanete con noi perché tra poco parleremo del campionato di eccellenza, ci sono stati i playoff e i playout con qualche sorpresa. Adesso c'è... Andiamo alla pubblicità, ci vediamo tra poco col campionato di eccellenza. Rientrati in studio, questa è sempre la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, siamo ormai quasi al termine della stagione, sono iniziati anche i playoff e i playout e proprio di playoff e playout parliamo dato che adesso è arrivato il momento di concentrarci con il campionato di eccellenza. Subito a Lorena il quadro del girone A. Semifinale playoff. A San Giovanni Gemini batte Riviera Marmi 1-0. Playout a Marsala batte Parmoval 2-1 e a San Cataldese Valderice 2-0. Bene, allora Dario, subito un quadro. Abbiamo capito che a questo punto il San Giovanni Gemini andrà a fare una bellissima finale playoff del campionato di eccellenza. Esatto, contro l'Atletico Campofranco in trasferta, tra l'altro una partita risicata, quella della semifinale playoff di oggi, risolta da un gol di Nuccio, e con il Riviera Marmi che
è rimasto in 10 già dal 60esimo in una semifinale playoff, in una partita secca, 30 Dove dovevano minuti. per forza vincere. Esatto, hanno cercato di giocare il tutto per tutto e come spesso accade poi è stato il risultato minimo ad avere ragione. In coda invece Marsala Parmonval 2-1 con Norfo e Gimò, che hanno appunto siglato i 2 gol che hanno dato al Marsala la salvezza, e poi San Cataldese Valderice 2-0, quindi questi sono i risultati di oggi, sono delle conferme in sostanza. Infatti, per quanto riguarda i valori dati poi dalla classifica. Quindi si salva il Marsala e la San Cataldese, tra l'altro tra pochissimo ci collegheremo con il presidente della San Cataldese, però prima, dato che parliamo di eccellenza girone A, mi sembra giusto insomma spendere 2 parole anche a questo Akragas, che è stato l'assoluto dominatore di questo girone A, con un Rigoli in grande forma, che a questo punto aspettiamo forse verso platee molto più importanti, anche se però insomma bisogna fare tutto pian Ma pianino. io i complimenti a Pino Rigoli li faccio forse ogni settimana, si sentiva telefonicamente perché è un allenatore di un'altra categoria, eccetera. Forse ci manca quel pizzico di fortuna in più che nel mondo del calcio ci vuole. Ci vuole. Lui vince campionati come l'ha vinto Ragusa, è stato ad Agrigento. Certo, ha vinto però Agrigento, ci sono anche delle però squadre lui allestite merita- di una certa caratura, però, merita- sottolineiamolo. Sì, senza dubbio, sono grossi centri, Ragusa è un grosso centro, Agrigento è un grosso centro, però lui merita un altro palcoscenico secondo me. È vero, è vero. Abbiamo il collegamento adesso con il presidente della San Cataldese, abbiamo Giuseppe Di Liberto in linea. Presidente, ci sente? Sì, buonasera a voi. Buonasera Presidente. Allora, che bella soddisfazione, anche se era un play-out, comunque vincere e salvare la categoria fa sempre piacere. Com'è stata la partita con la Valderice? 2-0 secco? Sì, ma è stata abbastanza dura anche perché abbiamo giocato per 60 minuti in 10 persone, in 10 uomini. Quindi avete sofferto? Sì, soffertissima, però non ha l'anima e cuore quello che avevamo chiesto ai nostri giocatori. Senta Presidente, ma come mai la San Cataldese alla fine è stata quasi costretta a fare i play-out, tenendo presente che comunque il suo organico era molto molto interessante, avrebbe credo potuto fare di più? Qui tantissimo di più, però le circostanze purtroppo non ci hanno dato ragione. Questa è stata un'annata molto strana. Dopo 7 anni di presidenza, questo è il primo anno che ci salviamo all'ultimo giorno, quindi lo lascio immaginare. Immagino. Tra l'altro la tradizione della San Cataldese è anche legata a un campionato importante come quello dell'Interregionale, quindi noi dobbiamo sperare a questo punto che il progetto per la prossima stagione è quello di cercare di ritornare in un campionato importante dove la San Cataldese comunque ha sempre fatto bene. Sì, la San Cataldese diciamo in un certo senso ha avuto sempre obiettivi abbastanza ampi. Speriamo che il prossimo anno ci siano i giusti innesti per andare a fare l'internazionale, sicuramente. Ci proveremo. Certo. Presidente, l'ultima battuta, quando parla di innesti io non credo che lei parli solo di giocatori importanti che possono anche fare la differenza, ma credo anche degli sponsor che possono poi insomma cercare di tenere viva una squadra anche dal punto di vista economico. Esatto, io parlavo di innesti proprio per questo motivo, perché sappiamo che purtroppo in circostanze i tempi che sono, quindi è difficilissimo simulare il fondo per todo, quindi ce la metteremo comunque tanto. Oggi il campo era pieno, i tifosi hanno visto realmente che siamo una società solida, una società che rispetta gli impegni e quindi automaticamente speriamo di fare quello del sforzo che da tanto tempo però cerchiamo di farlo. Prossimo anno, e chiudo, c'è il derby Nissa-San Cataldese in eccellenza. E c'è anche il Sera di Falco, è vero. Quindi insomma il prossimo anno la provincia di Caltanissetta potrebbe veramente regalare qualche emozione particolare a tutti i nisseni. Finalmente diciamo che si rivedranno i tempi, quando si rivedranno i tempi veramente sulla parola quando io ero piccolino. Immagino. Oggi sicuramente. Abbiamo qui con noi il dirigente sportivo Giovanni Di Prima. Direttore, volevo voleva dire qualcosa? No, ci volevo fare i complimenti al Presidente prima di tutto, ci vuole coraggio fare il Presidente e una società di calcio oggi di mettere sempre i soldi da tasca, perciò di conseguenza devo solo complimentare. Presidente, quindi complimenti, anche se in fondo è stata soltanto una partita per salvare la stagione, non è stata una partita per insomma salire di categoria, ma è sempre una vittoria che comunque fa bene all'ambiente, fa bene alla società, ai dirigenti, a tutti quelli che lavorano. Il nostro obiettivo non era salvarci infatti. Tondato sicuramente.
Un'altra cosa che è importante che volevo dire è che Sì. tantissimo il nostro direttore sportivo ha voluto valorizzare i giovani, questo è quello che un po' ci fa più piacere sicuramente. E questa è una bella notizia che lei ci dà, perché è a dimostrazione che con il settore giovanile si riesce poi a fare, insomma, qualche squadra importante, si crescono in casa i campioni, ormai lo sanno tutti, no? Quindi sotto questo punto di vista l'obiettivo che voi state per raggiungere per la prossima stagione può partire anche da questa nuova realtà giovanile della San Cataldese. Sicuramente, sicuramente. Perfetto. Comunque ringrazio della direttissima, un buon lavoro per voi, va bene? Grazie Presidente. Il Presidente del San Cataldese Giuseppe Di Liberto. Direttore, è a dimostrazione che insomma i Presidenti devono anche mettere i soldi di tasca, però Sì. poi se dietro c'è un buon settore giovanile, a crescere qualche giovane ragazzo, si può alimentare la speranza. Ma senza dubbio oggi il calcio è cambiato radicalmente. Troppo, direi, Oggi anche. per fare il mister di calcio non solo non prendono soldi, ma quasi quasi devono portare gli sponsor nella Sì. società per poter allenare. Noi abbiamo fatto una Ecco perché- campagna per questa cosa qui, contro il fatto che molti allenatori sono sponsorizzati È dagli scandaloso. sponsor, gioco di parole, per avere la squadra. Nemmeno un rimborso spese per ragazzi che si muovono a 100 km di distanza e mettono la benzina, prendono solo... Sono finiti i tempi belli anche. completamente. Forse erano troppo belli. Troppo una esagerati volta. anche. Però adesso nemmeno i soldi che hanno un rimborso spese. Perciò quando io ammiro moltissimo, non solamente perché è una piazza gloriosa come San Cataldo, Certo. di un passato Sì. glorioso calcisticamente parlando, però ripeto, ci devono mettere sempre soldi di tasca. Contributi comuni zero. Sponsor zero. Questa è la realtà. Eppure è una provincia ricca, Caltanissetta, Sì, ma è un crede discorso nella che si è realtà venuto un calcistica. ingranaggio che non funziona più, perché degli sponsor, la fattura, un problema enorme, tutta una situazione controllata, non è che prima non era, ma ora è troppo esagerato, Ora è si è troppo passato dal esagerato. bianco e nero. È vero, è vero, è vero. Proseguiamo ancora il campionato di eccellenza, adesso abbiamo anche il girone B con i relativi risultati di playoff e playout. A te. Sì. Semifinale playoff. A Vittoria batte Modica 2-0. A Piraino, Due Torri, Nuova Igea 0-0 dopo i tempi supplementari. Playout. Ad Avola, Real Avola, Rosolini 0-3. È successo un po' di tutto. Dario, a questo punto intanto l'Avola, dopo il quasi mezzo miracolo di Lucio Tosto, che poi ha abbandonato anche la squadra nella parte finale della stagione, alla fine è retrocesso nel campionato di promozione, mentre il Vittoria andrà a fare la finale con Col il Due Torri. Esatto, Vittoria che riesce a portare a casa questo 2-0 preziosissimo. Il Due Torri invece con un pareggio maturato dopo i tempi supplementari riesce a qualificarsi per la finale, ovviamente è tutto merito della miglior posizione in classifica. Per quanto riguarda il Real Avola, prima parlavamo di Zamparini, no? Sì. E nel calcio serve anche molto la continuità, quando i giocatori, l'ambiente ha una direttiva da seguire per almeno una stagione, sicuramente i risultati si vedono, perché lo si è dimostrato in Serie A, lo si dimostra anche nel girone B di eccellenza. Sì, è vero. Vittoria che va a fare questa finale con il Due Torri, che ennesimamente cercherà ancora una volta di tentare la strada del campionato interregionale. Volevo ritornare indietro un attimino per parlare di Lucio Tosto. Sì, Si arrivava Real Avola. si arrivava un po' prima, sono convinto. anche lì si è partiti male, perché poi si prende in corsa un bravo l'allenatore. un allenatore molto intelligente, Sì. no? Che legge la partita. Di grande esperienza, tra l'altro, Bravo. Di grande Che ci ha esperienza. fatto bene sempre, solamente che secondo me è arrivato molto in ritardo. Sì, però nella parte finale poi ha mollato e quindi questo Real Avola... Non tutti si chiamano Noto, il Noto che a un certo punto del giorno di è ritorno vero. ha creduto, Ha creduto. basta credere una cosa, qualsiasi cosa si faccia nella vita, basta Questo è anche si vero. dovrebbe Il credere. Rosolini però è riuscito a salvarsi, insomma era messo male, anche lui ha creduto in una possibile salvezza e ci è riuscito. Buon Nel per calcio loro. c'è tutto l'incontrario di tutto, perciò di conseguenza Finale Modica, Vittoria Due Torri, chi vede favorito? Campanella? me lo auguro perché è un amico, però non lo so. Beh, insomma, il Due Torri ogni anno cerca sempre di vincerli questi playoff, arriva quasi a Io mi auguro a che assaporare la Giovanni vittoria, Campanella possa vincere. anche se poi e lo dopo merita. il discorso dei playoff in eccellenza è un po' per questo strano, che perché detto, poi si deve giocare contro la vincente dell'altro girone, si deve andare a fare anche insomma È un po'
un calendario troppo lungo, con il rischio che poi magari possibilmente È costoso anche. Poi si rischia appunto di non salire, spendere tanti soldi per le trasferte e non riuscire a portare a casa niente di niente. Bene, a questo punto abbiamo chiuso quindi con il campionato di eccellenza, gliel'avevo promesso che la congedavo dopo 30 minuti precisi, io la ringrazio per la sua disponibilità, il Grazie a voi, dirigente tutto, mi ha fatto Giovanni Di piacere. Prima è un sapientone del calcio, anche quello non giocato, quello che si ormai- gioca dietro la scrivania. Forse. Niente, io mi auguro di ritrovarla nel mondo del calcio in banchina. Ah, per me non sappiamo questa cosa qui, mai dire mai comunque, ma io spero di ritrovarlo invece spesso e volentieri, insomma con grande qualità, lei ci è sempre riuscito Il dietro cultura una fa scrivania. benissimo, non è che voglio, però lo vedo. Ah, io- vabbè, mi fai i perché complimenti. metteva l'anima in Però tutte le lei partite. anche metteva l'anima dietro una scrivania per dirigere e guidare società importanti. Sì, senza dubbio, sono stato un società importante, però ripeto, un calcio passato. È un calcio Oggi passato. è diverso. Benissimo. Un saluto quindi a Giovanni Di Prima che è stato ospite nella prima parte della nostra trasmissione e noi ci dobbiamo fermare se non sbaglio. Sì, mandiamo la pubblicità e torniamo tra poco col campionato di promozione. A tra poco. Prima parte della nostra trasmissione che è già volata, devo dire che sono stato molto felice di ospitare in trasmissione il dirigente sportivo, nonché un amico, una persona con cui ho anche personalmente lavorato quando facevo l'allenatore, perché poi mi ha preso in giro che mi vuole di nuovo in campo, io preferisco invece raccontare il calcio in questa maniera, anche se poi bisogna fare una cosa, dire una cosa, mai dire mai, quindi non è detto che poi un giorno Ovviamente. chissà si ritornerà in campo. Allora, campionato interregionale già detto, campionato di eccellenza già fatto Sì. con i play-out e i play-off, adesso parliamo del campionato di promozione e in postazione ci ha raggiunto il nostro Luca Loisi. Ciao Luca. Noi veramente aspettavamo Alessio, però come tutti ben sanno oggi ci sono stati molti play-off e play-out ed Alessio, essendo anche un nostro inviato, ancora non ci ha raggiunto, ma dovrebbe tra non molto raggiungerci con un altro dirigente importante di una squadra che ha vinto i play-off, ovvero... Sì, ovvero Anthony Vella, direttore sportivo dello Sporting Barriera. Noi lo stiamo anticipando, speriamo insomma che ci raggiunga al più presto perché dato che le partite iniziano abbondantemente dopo le 16 ci sono anche i tempi supplementari spesso e volentieri, quindi insomma recuperare gli ospiti subito dopo la partita non è mai molto facile, giusto? Sì, anche perché la gara si giocava da Cireale, quindi vero. dopo i festeggiamenti anche sicuramente. Immagino. Però in questo caso stiamo parlando del campionato di Di prima prima categoria, categoria. quindi teniamolo in stand-by, dovrebbe raggiungerci Alessio da un momento all'altro, perché appunto come ho detto poc'anzi dobbiamo parlare del campionato di promozione. Siccome nel campionato di promozione ci doveva raggiungere l'allenatore anche dello Scordia, che tra l'altro oggi ha anche vinto una partita di Coppa, ce lo Sì, confermi? no, il Luca? ritorno della semifinale con la Pro Favara, vittoria per 2-1 e qualificazione per la finalissima grazie anche allo 0-0 ottenuto a Favara nella gara d'andata. Finale dove lo Scordia affronterà il Serra di Falco. Benissimo, quindi da un momento all'altro dovremmo avere ospite insomma un rappresentante dello Scordia, tempi e strada permettendo. Per l'occasione, insomma, ci dobbiamo accontentare di Dario Ritorna. Giuffrida, che tra l'altro... mai dire mai. Dario Giuffrida con la quale insomma con il quale non parliamo di promozione. No, Non parliamo proprio. non parliamo, punto e basta. Campionato di promozione lo facciamo subito invece con Luca, anzi i risultati ce li facciamo dare Sì. dalla nostra splendida Lorena, ok? Fantastico, Benissimo, ok. allora vai Lorena. Partiamo col girone A. Semifinale playoff. A Canicattì batte Salemi 3-0. E play-out. A Corleone, Atletico Corleone, Campobello di Mazzara 2-1. Allora, dunque, caro Luca, io penso che a questo punto il Canicattì va in finale. Sì, Canicattì in finale con una netta vittoria sul Salemi, tra l'altro abbastanza prevedibile. Il Canicattì fin dall'inizio doveva essere nelle intenzioni iniziali una delle contendenti alla vittoria del campionato insieme a Pro Favara e Serra di Falco. Poi ha avuto una leggera pausa, soprattutto dopo la cessione dell'attaccante Zerbo e in attesa della riapertura del mercato per sostituirlo. Dopodiché il Canicattì ha ripreso a macinare gioco, ad ottenere punti, si è classificato al terzo posizione e così si guadagna la finale playoff che giocherà la prossima settimana a San Cataldo contro il Serra di Falco. Una finale
tra l'altro diciamo particolare, In che perché, senso? perché il Serra di Falco è già promosso in eccellenza tramite la Coppa Italia, come Sì. finalista contro lo Scordì è già promosso. Sì. Quindi il Serra di Falco disputerà queste playoff senza stimoli, anche se va avanti Possiamo è già pensare che a questo salito. punto il Canicattì ha quasi Il già un Canicattì piede è favorito, è in sicuramente eccellenza. favorito perché ha più motivazioni. Il Serra di Falco, avendo già ottenuto la promozione, dipende cosa deciderà di fare, i rapporti tra le società, ma diciamo che il Canicattì è sicuramente favorito per andare allo spareggio contro la spareggio, vincente certo. del girone B, perché ricordiamo Certo. c'è un altro poi spareggio. Mentre invece per i play-out questo Corleone ce l'ha fatta. Sì, il Corleone che è arrivato nei play-out proprio all'ultima giornata dopo un campionato sempre fuori la zona play-out, a un certo punto addirittura sembrava vicino anche alla zona play-off. Poi c'è stato questo crollo inaspettato nel finale di campionato che ha portato la squadra della provincia palermitana a disputare i play-out contro il Campobello. È arrivata comunque una vittoria e alla fine è stata premiata la squadra che ha fatto meglio nell'arco dell'intero campionato e per il Campobello quindi c'è la retrocessione in prima categoria. Benissimo. Nel campionato invece di promozione del girone B, non abbiamo la schermata, hai il quadro completo però della Sì, situazione. si è giocata la semifinale playoff ieri a Cefalù, tra Cefalù e Spadafora, vittoria 2-1 per i padroni di casa che solo al 93esimo sono riusciti a imporsi sugli avversari, evitando così i tempi supplementari. Cefalù che quindi si qualifica per la finale che affronterà a Capodorlando contro il Rocca di Caprileone, che ricordiamo la scorsa settimana è stato proprio beffato al 97esimo nello scontro diretto con l'Igea Virtus, e quindi tenterà di conquistare la promozione che sembrava avesse in tasca. Certo che ha nei playout. dell'incredibile, insomma la stagione del Rocca di Caprileone, no? Sì, Ha veramente dell'incredibile. sembrava fatta, soprattutto perché nello scontro diretto aveva fatto una buona partita, era riuscita a resistere sullo 0-0, poi una punizione da oltre 20 metri al 97esimo minuto ha decretato la promozione dell'Igea Virtus e il Rocca di Caprileone dovrà fare i playoff, quindi giocherà in casa a Capodorlando contro il Cefalù. E non sarà una partita facile perché comunque è sempre una finale, Sì, anche è se parte col vantaggio dei 2 risultati su 3. Sì, e soprattutto è questo su cui fa affidamento il Rocca di Caprileone, avere 2 risultati su 3, perché comunque il Cefalù è una squadra ostica che fino a 2 giornate dalla fine era in corsa insieme al Rocca di Igea Virtus per la vittoria del campionato, quindi una squadra che è arrivata molto vicina alle prime 2 della classe. Per quanto riguarda i play-out invece? I play-out si è giocata la gara tra Delfini Vergine Maria e Sant'Agata, molto equilibrio tra le due squadre che nel campionato hanno chiuso a pari punti, ma ha giocato in casa il Delfini Vergine Maria grazie alla vittoria negli scontri diretti, e giocare in casa è stata determinante perché la partita è finita 1-1 e ai supplementari il risultato non è cambiato e quindi col pareggio si è salvato il Delfini Vergine Maria. Sant'Agata che quindi retrocede in prima categoria e quindi anno nero per le formazioni di Sant'Agata di Militello che oltre ai continui problemi col campo da gioco ha visto retrocedere sia il Sant'Agata dalla promozione alla prima categoria sia il Città di Sant'Agata dalla prima categoria alla seconda. Benissimo, a questo punto parliamo ancora di promozione, lo facciamo con il girone C, abbiamo anche tra l'altro una schermata e Sì. così abbiamo il quadro completo. A te la parola, Lorena. Semifinale playoff, a Giarre, Real Giarre batte Randazzo 4-1 e a Belpasso, Real Belpassese Via Grande rinviata. Playout invece a Messina, Riviera dello Stretto batte Nicosia per il risultato di 2-0. La gioia del presidente Di Martino sarà stata immensa, no? Insomma, questa vittoria in casa contro il Randazzo 4-1 fa capire che a questo punto i sogni li sta quasi toccando il Giarre, no? Sì, il Giarre continua ad avere un ruolino di marcia importante, soprattutto in casa dove ha ottenuto tantissimi punti. Anche oggi in una partita comunque difficile perché il Randazzo è una buona squadra, ha vinto in maniera abbastanza netta 4-1, 2-1 il primo tempo, nella ripresa il Giarre ha dilagato. Giarre che così si qualifica per la finale non sa ancora l'avversario perché la gara tra Real Belpassese e Sporting Via Grande è stata rinviata, probabilmente si recupererà mercoledì a causa del lutto che ha colpito la società Real Belpassese a causa della prematura morte del calciatore Marco Castro. Mentre per quanto riguarda invece i play-out, il Riviera dello Stretto è riuscito a vincere 2-0 una partita certamente non facile con il Nicosia. Sì, Riviera dello Stretto che soprattutto dopo la gara che ricordiamo col Giarre, con le tante squalifiche, ha avuto un calo di rendimento che l'ha portato a disputare questo play-out. Nel play-out che però è riuscita a vincere imponendosi su un Nicosia che per tutto il campionato comunque ha avuto difficoltà
rischiava addirittura la retrocessione diretta e alla fine anche nei play-out non è riuscito a contrastare gli avversari. Perfetto, allora ci dobbiamo fermare, abbiamo poi l'ultimo girone del campionato di promozione, se non sbaglio abbiamo una pausa Sì, è pubblicitaria. il momento del nostro secondo sponsor, guardiamolo insieme e torniamo tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio, parliamo adesso del girone D del campionato di promozione, però prima dobbiamo salutare il nostro ospite che ci ha raggiunto, adesso ci ha anche confidato che la sua venuta ritardata qui a penalty è stata solamente per una questione di scaramanzia, no? Natale Serafino, allenatore dello Scordia, complimenti, oggi avete vinto un'altra partita che vi fa sognare ancora un altro trofeo importante, dopo quello della vittoria del girone, insomma la Coppa che fa sempre piacere, no? Sì, i ragazzi hanno fatto quest'altro miracolo calcistico andando in finale. 2-1? 2-1, sì. Partita un po' arcigna? Loro una buona squadra, secondo me tra le migliori in assoluto su Sì, tutti i vero, gironi. è vero, è vero, è vero. Con Natale insomma faremo anche insomma, un excursus su questo straordinario campionato dello Scordia che ritorna dopo qualche anno nel campionato difficile di eccellenza. Me lo confermi che è un campionato difficile, molto difficile. Però credo che la vostra società è molto attrezzata anche dal punto di vista insomma, di organigramma, non soltanto tecnico ma proprio strutturale, e quello è fondamentale poi per parlare di risultati positivi. Stiamo cercando di migliorare anche in questo. È vero, è vero. Bene, abbiamo l'ultimo girone del campionato di promozione, se non sbaglio c'è anche una schermata, la possiamo vedere parliamo anche del girone subito. D. La schermata del girone D, sì. Playout a Siracusa, Rarinantes, Caltagirone 1-0 dopo i tempi supplementari. Luca, un play-out abbastanza chiaro, nel senso che comunque il Caltagirone insomma, durante tutta la stagione ha deluso tantissimo. Andare a fare un altro miracolo nei play-out sarebbe stato veramente incredibile. Sì, per il Caltagirone è la seconda retrocessione consecutiva, un campionato difficile per la squadra calatina che ha giocato quasi tutto il campionato con giovani locali. Ha avuto delle grosse difficoltà, è arrivato a questo play-out all'ultima giornata scavalcando l'Ellenica proprio grazie alla Rarinantes che ha vinto il derby siracusano. In questo play-out ha rischiato anche l'impresa perché nei tempi regolamentari il Caltagirone ha avuto la possibilità di passare in vantaggio con un calcio di rigore calciato da Manzella sulla traversa. Ha avuto anche un'occasione abbastanza clamorosa a 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari per passare in vantaggio, ma si è superato il portiere della Rarinantes Aglianò. Poi ai supplementari Spadaro della Rarinantes, 2 minuti dalla fine dei tempi supplementari, ha sbloccato il risultato e lì a quel punto la partita è finita lì perché la Rarinantes sarebbe bastato anche il pari. Diciamo pure che questo Caltagirone ancora una volta dimostra che se non si è organizzati le categorie si perdono in una maniera velocissima, no? E questa è la seconda retrocessione, a dimostrazione che evidentemente in questo momento non c'è imprenditoria per cercare di portare avanti un buon discorso in una cittadina che sicuramente ha dato dei lustri anche a categorie importanti. Sì, Caltagirone è una piazza importante che però da un po' di anni ha delle difficoltà. Ricordiamo qualche anno fa vi erano 2 squadre in promozione che lottavano per salire in eccellenza, l'Aquila Caltagirone e l'Usa Sport. Si era arrivati alla fusione sperando che unendo le forze si poteva creare una società più forte, così alla fine non è stato perché sono arrivate 2 retrocessioni consecutive e ora si tenterà di ripartire dalla prima categoria cercando... Ma non è detto che... Ci sono, tutto sommato a Caltagirone ci sono molti giovani locali, quindi si può fare una squadra comunque abbastanza giovane, aspettando magari qualcuno che rilevi la società e cerchi di riportarla in promozione. Chissà se succederà. Invece a Scordia parliamo di questo paradiso del campionato di promozione dove lo Scordia ha fatto un campionato molto interessante, avete avuto tra l'altro un duello con la San Pio intenso, alla fine credo che comunque il vostro successo sia stato ampiamente meritato per il tasso tecnico che la squadra comunque aveva, che ha. È stato un successo meritato sotto il punto di vista dello spogliatoio. Ricordo che la San Pio è stata una degna rivale, sotto il punto di vista tecnico, è formata da giocatori importantissimi, lo sai benissimo. Noi abbiamo una squadra giovane, io ieri sera esaminavo tutte le distinte del nostro girone, siamo la squadra più giovane in assoluto della promozione. Quindi questo è un miracolo, è il lavoro, insomma, è stato l'impegno di tutti e ha portato questi risultati. E questo Scordia adesso per la prossima stagione parte da una base solida che
insomma, un gruppo, come hai detto bene tu, importante, che può fare a questo punto bene anche nel campionato di eccellenza. La cosa più importante è che il professore Lino Gulise, che è il nostro patrono, Sì. riesca a mantenere questo gruppo, riesca a mantenere la società, perché quest'anno è stato da solo, questo è bene sottolinearlo, è stato da solo, quindi i sacrifici insomma sono abbastanza notevoli sotto il punto di vista economico. Però sai benissimo, Natale, che la prossima stagione in un campionato di eccellenza bisogna avere comunque un budget abbastanza considerevole per cercare di fare un campionato di tranquillità, non dico di vincerlo, ma insomma di tranquillità. Scordia è importante questo, si ripartirà soprattutto su quello che è il telaio della squadra che ha vinto il campionato, e poi con l'inserimento di qualche giocatore per quello che saranno le nostre possibilità, le possibilità della società. Questa è la cosa principale. Società che comunque insomma ha abbracciato un paio di anni fa una categoria importante, appunto quella dell'eccellenza, e poi c'è stato questo calo impressionante, però poi pian pianino hanno riorganizzato. Tu quest'anno sei arrivato dopo la bella esperienza di Nicosia dello scorso anno. Beh, hai portato al successo un gruppo che, come ben hai detto tu, è stato un po' l'artefice. È una squadra giovane, è una società giovane, da 3 anni che loro hanno preso il titolo della Gimmica, quindi primo anno hanno vinto il campionato di prima categoria con i playoff, l'anno scorso hanno rischiato di vincere il secondo, però come sapete hanno perso la finalissima a Leonforte col San Gregorio. E quest'anno sono stato fortunato io a vincere il campionato con loro. Senti, qual è stata comunque l'arma più importante per vincerlo questo campionato? Cioè, a parte il gruppo che insomma ormai assodato è stato uno dei punti fondamentali, però qual è stata l'arma in più? Per un allenatore, quando va a lavorare in una società dove ti permettono di lavorare a 360 gradi in tutto e per tutto, è la cosa più importante. Io ho avuto la fortuna, grazie al professor Lino Gurisi, che lo ringrazio direttamente, di avere la massima responsabilità su tutto quello che è la gestione della squadra, e poi i ragazzi, io secondo me la differenza hanno fatto gli under. Gli under, quindi i giovani ancora una volta parte fondamentale per un successo sai di una squadra. Giocando con 3 fuori quota, un 93, un 94 e un 95. Deve averli di categoria. Quindi e noi abbiamo la fortuna di avere davvero un buon settore giovanile, e gli under che fanno parte della prima squadra sono di tutto rispetto. Chiaro. Bene, abbiamo quindi capito qual è stata la stagione dello Scordia, un cammino lungo. Hai detto giustamente tu, per un'occasione di scaramanzia non venivi in trasmissione, però noi ti nominavamo sempre perché vedevamo insomma che questo Scordia faceva numeri, vedevamo anche questo scontro con la San Pio sino alle ultime giornate. I numeri sono stati sono numeri importanti, perché siamo la squadra che ha vinto più partite di tutti i campionati regionali, quindi 22 vittorie, e abbiamo il miglior attacco in assoluto di tutti i gironi e non è finita qui, perché adesso avete la finale di Coppa. Questo miracolo di questa sera, battendo il Pro Favara, andiamo a fare la finale a Bagheria contro una buonissima squadra che è il Stella di Falco, che tra l'altro è impegnata anche nei playoff, giocherà contro il Canicattino. Parlavamo poc'anzi con Luca, che giustamente dice però a questo punto il Stella di Falco ha già un sicuro passaggio di categoria, perché è finalista contro di voi che avete già vinto il campionato. Il Stella di Falco è in eccellenza. È in eccellenza, quindi sarà una bella finale però a questo punto. Per noi è un traguardo storico. Certo. Fare campionato e coppa è una cosa che non tutti i giorni si... Peccato che manca il triplete. Mai dire no, va bene così. Va bene così. Allora rimarrà ancora un po', perché parleremo con te anche di altre realtà calcistiche. E, salutiamo a questo punto il nostro Luca. Appuntamento alla prossima settimana con le finalissime a questo punto di playoff. Sì, le finalissime di playoff. Perfettissimo. Ci dobbiamo fermare? Sì, mandiamo la pubblicità tra poco. Questa è la trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata della domenica dedicata interamente ai campionati dilettantistici, dal campionato di interregionale sino al campionato di seconda categoria. Ormai quasi tutti i campionati sono terminati, siamo nella fase finale, sono già iniziati i playoff e i playout, ci sono stati già i promossi, ci sono stati già i bocciati, i promossi, il promosso ce l'abbiamo anche qui, Natale Serafino, mister dello Scordia, che salutiamo e ringraziamo ancora una volta, e salutiamo in postazione adesso il nostro Alessio Di Mauro, che ci ha raggiunto dopo avere visto una finale playoff di prima categoria bellissima. Sì, è vero. Intanto buonasera a tutti.
E oggi lo Sporting Barriera ha conquistato la promozione in promozione. Una storica promozione per lo Sporting Barriera che insomma cullava questo sogno di raggiungere il campionato di promozione già da qualche anno, quest'anno ci è riuscito. Un complimenti chiaramente particolare al presidente Rubino, che cercheremo magari di contattare, e chiaramente anche un plauso all'allenatore Alfio Cocivera, che ho avuto il piacere addirittura di allenare quando era piccolino, quindi puoi immaginare, sono doppiamente contento quando ci sono queste realtà che pian pianino, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, crescono e migliorano, no? Infatti. Allora, campionato di prima categoria, iniziamo subito con il girone. C'è stato il girone A e B, lo spareggio promozione. Sì. Allora, cominciamo con Favignana, Città di Casteldaccia. Rotondo punteggio 6-2. Il Favignana conquista la promozione in promozione e quindi si aggiudica la finalissima dei playoff. Però Tra girone A e B. spontaneo, insomma, un problema. Perché Favignana è un'isola, per raggiungere Favignana bisogna fare delle spese non di poco conto. Speriamo che a questo punto il Favignana insomma, abbia la possibilità di disputare tutte le partite con gli avversari, perché gli avversari non si presentano, Natale. Favignana e Lampedusa sono delle realtà con... Mi ricorda Lipari tanti anni fa. No, perché rischiano anche di falsare un po' il campionato sotto questo punto di vista. Succede, quando succede poi veramente si rischia di non avere un quadro poi chiaro del girone. No, hai ragione, È perfettamente. vero, è vero. Beh, speriamo, un augurio a Favignana, voglio dire, un'isola bellissima, meravigliosa, che noi insomma amiamo particolarmente durante il periodo estivo. Proseguiamo con il girone C di prima categoria. C'è stata la finale playoff tra Sinagra e Futura. Il Sinagra accede alla finalissima contro la vincente del girone D, mentre ci sono stati anche i play-out tra Sfarandina e Città di Oliveri. 0-1 dopo i tempi supplementari. Il Città di Oliveri ha segnato a 5 minuti dal termine dell'incontro, quindi la partita era già quasi finita. È riuscito a fare il gol e si è salvato. Incredibile, questo insomma dà il sale, no, a queste partite della disperazione. Certo che Natale perdere un campionato gli ultimi istanti, come ad esempio il Rocca di Capreleone che la scorsa settimana ha perso il big match, adesso andrà a fare la finalissima, però l'ha perso al 97esimo con un calcio di punizione, è veramente brutto, non lo si augura a nessuno, Oltretutto no? Per un anno in testa, per un anno in testa, infatti. È proprio brutto, quando succedono queste cose posso loro immaginare... vincendo vanno a incontrare Stella di Facco eventualmente. È vero, quindi ancora tutto aperto, volendo, sempre molto problematico. Proseguiamo, Alessio? Sì, proseguiamo con il girone D di prima categoria. C'è stata la finale playoff tra Santa Teresa e Ghibellina, conclusa con il punteggio di 1-2, quindi il Ghibellina andrà ad affrontare nella finalissima la vincente del girone C, che è il Sinagra, per lo spareggio promozione. Bene, speriamo bene per il Ghibellina. E adesso parliamo del girone EF, c'è stata la finalissima tra l'Atletico Pedara e lo Sporting Barriera. Tu sei stato il nostro inviato, raccontaci di questa partita, tra l'altro anche delle immagini se non sbaglio, no? Sì, ci dovrebbero essere delle immagini. Sì. Allora, la partita si è conclusa con il punteggio di 1-2 in favore dello Sporting Barriera, una partita combattutissima da ambedue le parti, giocata fino all'ultima goccia di sudore. L'Atletico Pedara è passato in vantaggio al 14esimo con una rete di Lagona, poi lo Sporting Barriera è pervenuto al pareggio al 24esimo con un Eurogol di Ciccio Siciliano, che ha visto il portiere fuori dai pali e l'ha beffato con un tiro a giro sul secondo palo. Nel secondo tempo, dopo un'occasione sprecata dall'Atletico Pedara davanti al portiere Silvestri, è passato in vantaggio lo Sporting Barriera. Al 60esimo, con il gol del suo centrocampista più rappresentativo, forse Fabrizio 25, che ha raccolto in area un assist del Giovanello Cicero e l'ha girato in rete. Insomma, poi alla fine questo Sporting Barriera è riuscito, insomma, dopo un lungo inseguimento a raggiungere questa vittoria importante. Sì, è stato un inseguimento, come dici bene tu,
è stato un rincorrere sempre questa vittoria, prima in campionato perché comunque tra primo e secondo posto hanno rischiato anche di vincere il campionato, poi ad un certo punto... Hanno dovuto fare anche la finale, la Sì, semifinale, la semifinale perché, Massimiliana perché li poi aveva è sceso al superati. terzo posto, sì, poi ha vinto la finalissima ed ora con l'Atletico Pedara hanno conquistato la meritata promozione in promozione. Certo però che questa cosa... Che... Io volevo Eh. approfittare per fare i complimenti al presidente Sergian Fuso, Sì. grandissimo amico mio, e il direttore sportivo Ciccio Zuccaro, Sì, con cui tutto l'anno abbiamo condiviso certo, le certo. nostre... Conosciamo bene Ciccio E quindi Zuccaro, ci mancherebbe. ringrazio per il loro affetto e faccio complimenti. Una squadra che a questo punto va a giocarsi il campionato di promozione del prossimo anno, una squadra catanese, perché insomma... Ascoltami, la maggior parte dei giocatori che sono allo Sporting sono tutti giocatori che hanno fatto la mia fortuna e giocatori che l'anno scorso ho avuto a Nicosia. Colui, Fabrizio 25, quello che ha fatto il gol. Che ha fatto il gol della vittoria Battista, l'ho avuto definitiva. a Nicosia, l'ho avuto a Battiati, poi il capitano Paolo Spartano. Beh, è una squadra Concetto. di grande esperienza. Hanno un grande centrocampo perché tra Ciccio Siciliano e Fabrizio 25 diciamo che sono giocatori da categoria sicuramente Certo, superiore. certo. Ciccio Siciliano, assolutamente. quando è venuto qui in trasmissione, ha pure detto però che comunque nulla è scritto nel calcio, no? Natale, questo ce lo insegni No, pure tu. ma loro hanno- Bisogna vincerle poi le partite. Ma loro, secondo me, avevano come organico la più forte squadra della prima categoria. Sì, lo dicono Sono in d'accordo. molti, lo dicono in molti. Dietro sono fortissimi. Ne cito uno, il capitano Paolo Spartano, Certo. che, Paolo Spartano. insomma, per la Ma categoria. anche il potenziale l'esperienza. offensivo perché considerando Concetto Alessandri, Andrea Grasso che sono sempre Anche giocatori che Andrea hanno fatto Grasso ho tanti avuto io gol. l'anno scorso, e quindi Andrea è un attaccante di razza, soprattutto in questi palloni vacanti in aria, lui riesce sempre, colpisce. colpisce È vero, sempre, è vero, riesce è a vero. trovare... Sono giocatori che fanno la differenza. In queste Natale. categorie In queste sì, categorie sì, sì. sì, sì. Sono giocatori che il gol lo fanno sempre, bene o male riescono sempre Non a mettere dentro non la palla. perdonano, non non perdonano, giusto perdonano. il termine, non perdonano. Non perdonano. Proseguiamo allora, a questo Sì. punto. Andiamo con i gironi G ed H, c'è stata anche per questi due gironi la finalissima tra Nuova Camarinense e Sporting Club Racalmuto, finita 2-3 dopo i calci di rigore. Dopo che la partita si era conclusa sull'1-1, quindi lo Sport Club Racalmuto accede in promozione. Bene, siamo contenti anche per una bella realtà quale Regalbuto, che tra l'altro ha una tradizione del calcio a 5, per cui insomma il fatto che finalmente possa raggiungere anche con il calcio a 11 delle belle soddisfazioni ci fa piacere, ci fa È piacere. vero. Bene, e abbiamo chiuso a questo punto per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Se non sbaglio abbiamo un'altra pausa e poi dopo voleremo nella parte finale della nostra trasmissione cercando anche di capire quali poi a questo punto possono essere gli obiettivi non tanto dello Scordia ma di Natale, perché ci sarà o meno una conferma, ce lo dirai tra poco comunque. Che abbiamo Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Eccoci rientrati, siamo abbondantemente in anticipo rispetto alla normale scaletta perché come tutti ben sanno ormai insomma, i gironi sono quasi conclusi, i campionati volgono al termine, sono rimaste veramente ormai pochissime partite, quindi abbiamo modo anche di chiacchierare con più serenità con i nostri ospiti. Allora, ci siamo lasciati prima della pubblicità con il dubbio, ma Natale Serafino il prossimo anno che farà? Perché questo? Perché l'anno scorso a Nicosia c'era un progetto, insomma hai cercato di portare la squadra in eccellenza, non è andata in questo senso bene, però hai fatto comunque secondo me un grande lavoro, mentre invece a Scordia insomma, il progetto si è concluso con questa promozione in eccellenza, la conferma da parte della società c'è, vi siete già seduti, perché è bello il termine, no? Vi siete già seduti a parlare? No, non ci siamo seduti perché abbiamo ancora l'ultimo obiettivo che è la finalissima di Coppa, ma io mi auguro con tutto il cuore di poter rimanere perché sto benissimo, un ambiente bellissimo, soprattutto i tifosi, soprattutto la società, nel nome del professor Lino Gurisi, quindi da parte mia c'è tutta la voglia di continuare questo progetto. Beh, questo è importante perché così in questa maniera si ha modo anche di programmare con più serenità, no? D'estate si può organizzare bene per la stagione. Chi parte in ritardo poi dopo andrà sempre male. In questa categoria penso proprio di sì. Infatti. Dobbiamo quindi... essere bravi ad anticipare i tempi. Certo, ancora per voi c'è un'altra partita, Sì. quella importante della finale di Coppa, però io credo che tu nel tuo taccuino avrai già segnato insomma qualche piccolo aggiustamento per la prossima stagione. Ma penso proprio di sì, però pensiamo prima
a finire il campionato alla grande. Anche per questione di rispetto nei confronti del gruppo, no? No, ma io in linea di massima lo sanno tutti i ragazzi, li voglio bene tutti, li ho sempre trattati tutti allo stesso modo e poi alla fine uno deve fare delle scelte, l'allenatore fa delle scelte sia in campionato sia poi alla fine della stagione. Alessio, tu hai seguito molto da vicino il campionato di promozione, abbiamo Natale Serafino, quindi sfrutta questa occasione perché lui ci ha confidato che per una questione di scaramanzia non veniva, però ci seguiva. Adesso giustamente che ha vinto il campionato era giusto Ma che... sappi quante volte l'ho invitato? Sì, sappiamo, ce l'ha svelato, quindi a questo punto vero. va bene No, così. mister, volevo farti una domanda, ma gli obiettivi reali una volta conquistata l'eccellenza dello Scordia, quali sono? Mantenere poi l'anno prossimo la categoria oppure tentare il salto di categoria playoff, playout? No, non lo so. ascoltami, Scordia è una realtà che dobbiamo principalmente valorizzare quello che è il territorio, quindi il settore giovanile locale e quello che è il comprensorio, quindi il nostro obiettivo è quello di fare bene, fare giocare i ragazzi del nostro settore giovanile, andare avanti e cercare di mantenere la categoria che si è conquistata con tanto sacrificio. Con tantissimo questo è sacrificio. giusto, sì. È vero, è vero. Anche perché volendo il livello di eccellenza non è che poi sia così tanto alto, quindi già partendo da una base Da una programmazione, diciamo. sì, Ma infatti il da una riferimento- programmazione, perché già comunque le basi solide questo Scordia ce l'ha, ha Però un il grande rifer- settore giovanile. Però il riferimento è quest'anno, l'anno prossimo vi faccio presente che la Città retrocede, Nissa retrocede, una fra Palazzolo e Hai già anticipato questa cosa. retrocede è vero. e il Vittoria se non vincerà i playoff quindi sarà più aggredito di prima, il Modica dopo il campionato fallimentare di quest'anno sarà più aggredito di prima, quindi vi lascio a voi Ci sarà un bel pensare. girone di Si è già fatti i conti, È vero. giustamente, ha preso nota di quello che potrebbe essere il Chissà parterre se della non prossima potrebbe stagione. essere un indizio che Natale Serafino verrà confermato a Scordia. Chissà. Ma io credo che insomma, un allenatore che porta avanti un discorso chiaro in maniera definitiva e poi insomma, raggiunge gli obiettivi non può non essere confermato. Chiaramente questo... ci saranno altri aspetti, magari se gli obiettivi del mister coincideranno con quelli della società. Ma io credo di sì, infatti. perché Guarda, giustamente su la piazza è importante, però quando insomma, ti mettono a disposizione tante cose ben Allora, vengono. mettiamo in chiaro una cosa, per quanto riguarda il rapporto personale fra me e il professor Lino Curisi e tutta la società non ci sono problemi. Benissimo, e questo Quindi è... partiamo su questo punto di vista. Il resto sono delle cose che vengono prese in considerazione dopo la finale di Coppa Italia. Questo qui Ma mi sembra giusto, È dai, giusto. mi sembra giusto proprio perché una finale è sempre una finale e va presa anche con molta Però attenzione. in linea di massima Ma penso... con che spirito vi preparate per questa finale? Perché insomma dopo aver vinto il campionato alla grande un po' si molla. Quando tu hai costruito una squadra giovane, i giovani hanno tanta fame di vittoria. Io ho la fortuna di avere una squadra giovane e ha tanta fame di vincere. Io mi auguro, nonostante che abbiamo delle difficoltà per quanto riguarda persone che oggi hanno preso l'ammonizione e hanno diffidate, quindi abbiamo un po' di problema per quanto riguarda l'assenza di qualche giocatore importante, tra cui Monteleone, che ne approfitto, che è stata... Nome storico direi. La Claudio- bandiera di Scordia. Claudio è una persona meravigliosa, è il giocatore che davvero ha fatto la differenza a Scordia quest'anno. Ma negli anni anche, non soltanto e per in questa vi stagione. dico, forse voi non sapete questo qua, lo Scordia ha i due capocannonieri della promozione giovanile che sono Bellino, un 93, 20 gol, e Claudio Monteleone, a 35 anni suonati, 19 reti. Quindi insomma, questo è il l'esperienza, massimo. io lo ha sempre ricordo- visto la porta, quindi. Io ricordo che Monteleone giocava da tanti anni a Scordia, sì, io lo ricordo in prima categoria Lentini. quando giocò contro l'Atletico, ma già si vedeva anche ad età avanzata che aveva un altro passo rispetto ad altri giocatori anche più giovani. Ma soprattutto a livello umano è una grande persona che ha portato tanto all'interno dello spogliatoio. Voglio menzionare un ultimo che è Osman, Sì? che ha realizzato 17 reti, quindi un trio d'attacco che è formidabile, davvero formidabile. Da confermare giustamente Ma speriamo, con qualche altro speriamo piccolo perché aggiunta. con questi numeri ce li portano via. Beh, ci mancherebbe. Anche il Jolly Idrissu, che io ricordo che entra in campo e segna. Sì, il Giorgio Indrissi e poi i ragazzini, insomma, gli under come Oliveri, 94 in rappresentativa, mio figlio 94 terzino, insomma Letta 96, portiere 95. Allora sì che veramente si sta costruendo un bel progetto, quindi sotto questo punto di vista siete sulla buona strada, quindi mi auguro che insomma continuate
su questa linea, Me lo perché sarà auguro. quello che vi porterà sicuramente i risultati migliori. Ma secondo me è il futuro, ma non solo di Scordì, è il futuro di tutti. Certamente. Va benissimo, allora a questo punto noi congediamo Natale Serafino. Grazie. La scaramanzia l'abbiamo messa da parte. Ormai è finita. Ormai è finita. Comunque vada, è stata una stagione da Comunque incorniciare. alla grande sarà un anno da ricordare. ricordare per tutti. Benissimo. Grazie a tutti. Grazie a te, Natale Grazie. Serafino, allenatore dello Scordia, che è venuto a trovarci oggi all'interno del nostro programma Penalty. Ci congediamo anche con Alessio. Ciao, Ettore. Settimana prossima abbiamo ancora qualche playoff finale. Sì, ci saranno finalissime di prima categoria e anche di promozione. Insomma, sarà un'altra domenica intensa. Sì, assolutamente. Intensissima. E salutiamo anche la nostra Lorena, perché come al solito ritornerà la settimana prossima. prossima. Ci Benissimo. vediamo domenica prossima. Noi a questo punto, oggi il Catania gioca alle 20:45, faremo soltanto insomma, la finestra insieme a Dario sul Palermo, vittorioso tra l'altro in una partita importante contro l'Inter. Rimanete con noi, tra qualche istante, subito dopo la sigletta, parleremo di Palermo-Inter. Ma la finale. Eccoci a parlare del Palermo Calcio, dato che oggi il Catania giocherà nel serale alle 20:45 contro il Milan. Sarà una partita molto importante, perché il Milan a questo punto deve fare bottino pieno per continuare a rimanere nella zona alta della classifica e ritornare a superare questa Fiorentina che ha strapazzato la Samp 3-0 a Genova. Ma dato che non parliamo del Catania, ma insomma dobbiamo parlare di Serie A e parliamo del Palermo, a questo punto parliamo di questo Palermo che oggi, insomma, un po' tra la sorpresa, io direi non tanta, ha battuto un Inter a metà tra È un po' dimessa l'Inter, tra la disperazione per i troppi infortuni e anche per un Inter assolutamente senza idee. Esatto, io partirei con una piccola considerazione. Proprio in questa settimana Javier Zanetti ha portato la maglia dell'Inter al Papa, evidentemente neanche i miracoli riescono a risollevare. Si è pure infortunato, tra l'altro. E appunto, si è pure infortunato lui stesso, quindi neanche i miracoli riescono a risollevare l'Inter. Evidentemente la differenza di motivazioni fa tanto anche in Serie A, in un palcoscenico così importante. L'Inter mira chiaramente a chiudere questa stagione, il Palermo invece cerca di salvarsi con tutti i suoi mezzi. In questo momento, alla 34esima giornata, sarebbe salvo. Questo è il gol di Ilic, che continua a segnare gol pesantissimi da un paio di domeniche, dopo aver salvato il Palermo da una sconfitta credo meritata contro il Catania. È riuscito a mettere dentro questa palla importante anche contro l'Inter. Un Ilic che sembrava insomma moribondo, ma non mi sembra tanto moribondo. E io ripesco quello che avete detto nella prima parte di trasmissione. Zamparini ha ripescato Sannino e Perinetti. Sannino ha saputo valorizzare Ilicic e i risultati si vedono. Anche Miccoli si giova molto del suo lavoro. È una bella accoppiata. Esatto, tira via un paio di avversari. L'avversario di oggi, l'abbiamo detto, l'Inter è molto dimessa. Il Palermo, ricordiamolo, in questo momento, come dicevo prima, è salvo, sarebbe salvo per gli scontri diretti col Genoa. Però è ancora tutto da vedere. La verità è che si è a vedere il Palermo dell'ultimo mese e mezzo, perché la squadra che si era esibita tra gennaio e la prima metà di marzo era abbastanza sconfortante, una squadra, una compagine che non riusciva a portare a casa i 3 punti contro il Pescara, che è ormai retrocesso praticamente da dicembre. Credo che era facile pronosticare, era facile pronosticare appunto una retrocessione abbastanza netta. Invece, fortunatamente da siciliani, ovviamente lo dobbiamo dire, stiamo vedendo un vero e proprio risveglio di primavera, anche se la volata salvezza, e tra poco vedremo anche il quadro, la tabella della marcia delle ultime 3 invischiate per la lotta salvezza, non è molto favorevole per il Palermo. Possiamo vedere la schermata. Sì, facciamo vedere questa schermata, dato che è stata preparata. È una tabella dove comunque il Palermo settimana prossima andrà a Torino contro la Juve, una Juve che praticamente è quasi ormai ma basta un punto per diventare campione d'Italia. Vittoria. E vediamo appunto il cammino del Palermo con Juve, Udinese, Fiorentina e Parma. 3 squadre su 4 avranno
comunque qualcosa per cui lottare. La Juve certamente cercherà di vincere la partita dello scudetto in casa, poi nella ricorrenza del 5 maggio. Il Genoa invece ha una serie di squadre che non hanno più niente da chiedere. E questo potrebbe essere un determinante, fattore positivo, esatto, per il Genoa. L'unica che potrebbe dare fastidio al Genoa sarebbe il Torino, se il Torino la prossima settimana dovesse fare il risultato e una delle tre che stiamo analizzando lo dovesse fare. A questo punto il Torino, che ha +4 dal Palermo in questo momento, potrebbe tornare a essere invischiato nella lotta salvezza. Poi Inter e Bologna onestamente col Pescara già retrocesso non dovrebbero dar problemi. Però guardando un po' la situazione del Palermo, io comunque credo che in questo momento il Palermo abbia forse il calendario veramente più difficile. Calendario sicuramente più difficile, anche se bisognerà vedere poi come andrà a finire la lotta Champions o terzo posto per Udinese e Fiorentina. Fiorentina, Udinese, Milan. Vediamo il calendario delle ultime 3 giornate. Il Siena non è semplice per nulla, però io credo che la lotta salvezza poi si come dire, restringerà a Palermo e Genoa. Quindi prendiamo in esame queste due. Il Palermo sicuramente dovrà faticare di più, la Fiorentina è una squadra in salute, l'Udinese pure in questo momento è quinta in campionato. Tra l'altro il quinto posto della Fiorentina, dell'Udinese, fa capire quanto è scadente onestamente questa Serie A quest'anno. È vero. Bene, abbiamo a questo punto chiuso anche questa solita finestra che chiude la puntata di penalty. Non abbiamo parlato del Catania perché gioca alle 20:45 a Milano, a San Siro contro il Milan, ma abbiamo approfondito, e grazie anche a Daria abbiamo anche dato una schermata per quanto riguarda la lotta salvezza. Abbiamo approfondito su questo Palermo che è stato vittorioso, 1-0 nei confronti di un Inter che abbiamo detto ampiamente dimessa e decisamente senza idee. Ringrazio Dario Giuffrida. L'appuntamento con la nostra trasmissione di penalty ritornerà la prossima settimana, domenica come al solito a partire dalle ore 19. Arrivederci a tutti.